Nella magnifica cornice della Valle dei Templi, l'Arma dei Carabinieri ha festeggiato i 210 anni di fondazione. Il comandante provinciale colonnello Nicola De Tullio ha parlato tra l'altro degli atti di violenza nei confronti dei militari in una quotidianità complessa. Il sindaco di Agrigento parla del vertice in prefettura sulla mancanza d'acqua. Cronaca: ai raggi X il cellulare di Angelo Onorato, sequestrata una società dalla Guardia di Finanza a Palermo. Ad Agrigento abitazione sotto sequestro da parte della DIA. Per lo sport basket il coach della Fortitudo in conferenza stampa. Benvenuti su TVA Notizie. I carabinieri del comando provinciale di Agrigento hanno festeggiato l'anniversario di fondazione nella magnifica Valle dei Templi, il servizio di Arturo Cantella. All'interno del Parco Archeologico della Valle dei Templi di Agrigento, con la prestigiosa cornice del Tempio della Concordia, si è tenuta ieri la tradizionale cerimonia per celebrare i 210 anni di fondazione dell'Arma dei Carabinieri, un appuntamento di grande significato che ha visto schierati sul campo una compagnia di formazione composta da un plotone di carabinieri in grande uniforme speciale, un plotone in uniforme di servizio e un terzo plotone composto dai comandanti della stazione e carabinieri delle varie specialità. Alla cerimonia hanno preso parte le autorità civili, militari e religiose della nostra provincia, tra cui una componente dell'Associazione Nazionale Carabinieri. L'evento ha celebrato i 210 anni di anniversario della fondazione dell'Arma e ha rappresentato un momento solenne per rinnovare i valori di legalità, giustizia e vicinanza ai cittadini che da sempre hanno contraddistinto l'istituzione, un'occasione per valorizzare l'identità storica dell'Arma e riaffermare l'impegno costante nella tutela della sicurezza e del bene comune. L'Arma festeggia oggi 210 anni di storia, una storia al servizio del cittadino. Oggi lo fa in questa bellissima cornice sotto il Tempio della Concordia, un simbolo della città e anche un simbolo del nuovo impegno che aspetta Agrigento, ovvero capitale della cultura. Un impegno per cui l'Arma sarà al fianco dei cittadini e fornirà il proprio contributo, così come l'ha fatto in tutto quest'anno, in cui è stata impegnata verso il prioritario obiettivo del contrasto alla criminalità organizzata, ma anche la lotta alle varie forme di illegalità, compreso il deprecabile fenomeno della violenza di genere che vede impegnate le stazioni carabinieri quotidianamente. E quindi oggi è una festa, ma è una festa per i cittadini, con i giovani delle scuole, con i giovani del liceo Empedocle che forniranno il loro contributo musicale alla cerimonia e quindi parteciperanno attivamente. È un rapporto che è rappresentato in particolare dalle nostre stazioni carabinieri che sono presenti in tutti i comuni della provincia, che rappresentano un riferimento non solo per la sicurezza ma anche per una forma di rassicurazione e di dialogo per i cittadini, per un consiglio, per quel rapporto che deve avere una forza di polizia aperta al territorio e alla comunità. L'Arma dei Carabinieri è sempre un punto di riferimento importante non solo per i cittadini ma anche per le istituzioni stesse? Sì, è un qualcosa in cui crediamo e la definiamo sicurezza partecipata, cioè l'Arma dei Carabinieri come forza di polizia partecipa e è al fianco anche delle istituzioni e delle amministrazioni locali. Anche questo rapporto è rappresentato dalle stazioni carabinieri che sono pressoché in ogni comune, quindi è un rapporto stretto anche con le amministrazioni locali. Senta, quanto è importante la presenza dell'Arma dei Carabinieri nel nostro territorio? È molto importante, anche le ultime operazioni condotte dal nucleo investigativo, in particolare quella di marzo, ha testimoniato che è ancora, ha documentato che è ancora attiva la criminalità organizzata sul territorio, ha forse delle forme diverse che tendono a un'invisibilità ma non è meno pericolosa e quindi mantenere il controllo del territorio, mantenere un presidio in queste aree comunque rappresenta una priorità e comunque rappresenta l'interesse della comunità. L'Arma dei Carabinieri è presente anche nei piccoli centri come punto di riferimento, non solo nelle grandi città, ma fate un lavoro anche nel territorio, anche quello un po' più remoto. Sì, questa presenza è rappresentata fisicamente dai comandi stazione presenti in ogni comune.
Sono comandi di stazione che quindi sono i primi recettori delle esigenze dei cittadini, ma sono anche coloro che offrono questa forma di contatto con la forza di polizia, di contatto con lo Stato. Oggi darete degli encomi e dei riconoscimenti ai vostri colleghi che si sono particolarmente distinti? Sì, è un momento simbolico e solenne della manifestazione, è un momento che rappresenta le varie anime dell'Arma dei Carabinieri, quindi sono premiati i reparti investigativi così come i carabinieri dell'Arma territoriale. Ci sono 2 carabinieri di una stazione che sono intervenuti in una rapina in cui un soggetto armato rappresentava un serio pericolo e hanno gestito nel migliore dei modi la situazione. E poi ci sarà un premio nei confronti di un comandante di stazione che purtroppo è venuto a mancare negli scorsi mesi e che ha saputo incardinare e rappresentare proprio la figura del comandante di stazione, aperto ai cittadini, aperto alla comunità e sensibile verso le esigenze del territorio. Prefetto, oggi è un'importante festa, quella dell'Arma dei Carabinieri, presenti nel territorio e, come dice il detto, fedele nei secoli. Di recente abbiamo festeggiato il 2 giugno la festa della Repubblica Italiana, la nostra festa nazionale. Oggi festeggiamo un altro caposaldo della identità italiana, che sono i Carabinieri. I Carabinieri sono l'Italia, sia per storia sia per iconografia. Sapete bene quanto all'estero il nostro paese venga identificato con la presenza dei Carabinieri, che è l'arma dell'esercito, ma anche l'arma delle forze armate, ma anche la forza di polizia più capillarmente presente nel territorio. Ad Agrigento in particolare non c'è un comune che non abbia la stazione dei Carabinieri. A che cosa servono queste ricorrenze? Servono a ricordare, a sottolineare il senso di appartenenza. Ho insistito poco fa, ho sottolineato quanto l'Arma dei Carabinieri sia un simbolo del paese. Ecco, noi siamo ancora una volta una festa di famiglia, come il 2 giugno. Festeggiamo noi stessi in un certo senso, festeggiamo il fatto di sentirci italiani e non a caso lo facciamo in una cornice che esprime la principale caratteristica del nostro paese, è il paese più bello del mondo. La cerimonia è iniziata con la solennità dell'inno nazionale, seguito dagli studenti del liceo classico musicale Empedocle, ed è proseguita con la lettura del messaggio istituzionale del Presidente della Repubblica e dell'ordine del giorno del Comandante Generale. Quindi la consegna dei riconoscimenti. Il prefetto di Agrigento, dottore Romano, dal procuratore di Agrigento Giovanni Di Leo, dal sostituto procuratore di Sciacca, dottor Alberto Gaiatto. Quindi la consegna della tradizionale targa all'appuntato all'8, attribuita alla memoria del luogotenente Lucio Cafiero, già comandante della stazione Carabinieri di Montaperto. La targa è stata consegnata dal sindaco di Agrigento Miccichè e dal questore Palumbo. Il riconoscimento è stato ritirato dalla vedova del militare, signora Lina Locicero. La serata si è conclusa con l'esibizione musicale del maestro Salvatore Galante, che ha eseguito brani classici e l'inno di Mameli. Il comandante provinciale colonnello Nicola De Tullio nel suo intervento ha parlato di quotidianità complessa e atti di violenza nei confronti dei carabinieri. La Valle dei Templi ha fatto da cornice alla festa e non ci poteva essere sito migliore per celebrare l'anniversario di fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Nel nostro servizio di apertura abbiamo raccontato i momenti salienti della manifestazione. Qui vogliamo soffermarci sul discorso del colonnello Nicola De Tullio. Concludendo il suo intervento, il comandante provinciale si è rivolto a tutti i militari del comando provinciale, ringraziandoli per l'impegno profuso in una quotidianità che diviene sempre più complessa. Ai rischi di essere oggetto diretto di violenze, ha affermato il colonnello De Tullio, purtroppo testimoniato da diversi militari feriti in servizio anche nella nostra provincia, si aggiunge la difficoltà di essere chiamati a prendere decisioni istantanee, spesso in situazioni critiche.
Il discorso del comandante provinciale di Agrigento ci riporta ad un episodio, uno dei tanti, e lo vediamo nelle immagini, in cui una pattuglia dell'Arma intervenuta su richiesta dei cittadini viene aggredita da un gruppo di delinquenti, tutti minorenni. Ed è il sindaco di Vieste, in provincia di Foggia, Giuseppe Nicoletti, che condannando l'accaduto ha lanciato una proposta che sicuramente farà discutere, ed è proprio quello che si vuole. Le forze dell'ordine, ha detto il sindaco di Vieste, non sanno più cosa fare, come fare per non trovarsi sul banco degli imputati. Al punto in cui si è arrivati in Italia, qualcosa certo bisognerà farla, e una proposta arriva proprio dal sindaco di Vieste. Una proposta curiosa, senza dubbio, ma che dice tutto. Con le pattuglie, questa è la proposta, dovrebbe uscire un magistrato, il quale si assume la responsabilità di ordinare come agire per evitare processi per uso eccessivo della forza. Secondo me, conclude il sindaco pugliese, se il magistrato si prende qualche pugno dai balordi e qualche calcio, non credo che sarà più tanto garantista. Inutile aggiungere che i carabinieri del filmato sono finiti al pronto soccorso. Molta gente non sa o non vuol sapere cosa succede realmente per le nostre strade e cosa sono costretti a subire tutti i giorni carabinieri ed agenti. Certo, la ricetta del sindaco foggiano è una provocazione, ma è chiaro che qualcosa bisogna farla per mettere al riparo dai balordi di ogni tipo gli uomini e le donne in divisa. Cambiamo argomento. Il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, intervistato da Davide Sardo, parla del vertice sulla crisi idrica che si è tenuto in prefettura. Sindaco, cosa è emerso al tavolo tecnico in prefettura per quanto riguarda l'emergenza idrica anche ad Agrigento? Sì, si è lavorato tanto, assieme ad AICA si stanno reperendo tante fonti, tanti pozzi nel territorio della provincia di Agrigento, già 2 sono stati reperiti per un totale di 100 litri al secondo, quindi questo andrebbe a sopperire questa crisi attuale. Si sta lavorando anche affinché la regione si possa attivare per i dissalatori, il nostro caso è quello di Porto Empedocle, che già è stato incluso come fonti di finanziamento nei fondi di sviluppo e coesione che arrivano dall'Europa. Spero che in breve tempo si possa aprire uno spiraglio, perché in effetti senza acqua non si può vivere. Nell'immediato, Sindaco, cosa farete per tamponare l'emergenza idrica ad Agrigento? Ma nell'immediato sto vedendo se dalle scarse fonti di approvvigionamento si può aprire o aumentare il flusso attuale, in modo tale che si possa arrivare a una turnazione compatibile con la vita normale, ma anche con l'attività. La differenziata non va in vacanza. È questo il tema della campagna promossa dal lato 11 Agrigento Provincia Ovest e riguarda le spiagge. Arturo Cantella. La differenziata non va in vacanza è il tema della campagna di sensibilizzazione promossa dalla SRR Ato 11 Agrigento Provincia Ovest, in collaborazione con i comuni e le associazioni ambientaliste presenti nel territorio per affrontare l'emergenza dei rifiuti nelle spiagge dei comuni di Menfi, Sciacca, Ribera e Cattolica Eraclea. Il progetto prevede 5 giornate di sensibilizzazione nelle spiagge, una a Menfi località Portopalo, 2 a Sciacca nelle località San Marco e Sovareto, una a Ribera in località Secca Grande, una a Cattolica Eraclea in località Eraclea Minoa. Le date definite sono le seguenti: il 21 giugno a Sciacca a San Marco, il 22 giugno a Sciacca alla spiaggia Sovareto, il 29 giugno a Menfi alla spiaggia Portopalo, il 6 luglio a Ribera alla spiaggia Secca Grande, il 13 luglio a Cattolica Eraclea, spiaggia Eraclea Minoa. Presidente Marsala, la SRR sta dando vita ad una campagna di sensibilizzazione prettamente estiva per i bagnanti, per quanti devono conoscere meglio come funziona la raccolta differenziata anche nelle spiagge. Di cosa si tratta e perché l'avete organizzata?
Sì, è una campagna promossa dall'SRR Ato Agrigento Ovest in collaborazione con i comuni e le associazioni ambientaliste presenti nel territorio, per affrontare l'emergenza dei rifiuti nelle spiagge dei comuni di Menfi, Ribera, Sciacca, Cattolica e Reclea. Nasce sostanzialmente dall'esigenza di tutelare il patrimonio ambientale delle spiagge e promuovere un dialogo collaborativo e costruttivo con i bagnanti, con i turisti e con gli stabilimenti balneari presenti in quei siti. Quindi invitiamo tutti i bagnanti, i turisti che vogliono dare un contributo e partecipare a queste giornate in cui si svolgeranno anche dei laboratori anche con i più piccoli nei lidi balneari e vi aspetteremo sicuramente in tanti. Veniamo alla cronaca. Ai raggi X il cellulare dell'imprenditore palermitano Angelo Onorato. Il servizio. Foto cancellate anche di recente, messaggi e dati eliminati dal telefono. E quanto avrebbero scoperto gli investigatori che stanno indagando sulla morte di Angelo Onorato, l'imprenditore 54enne marito della eurodeputata Francesca Donato, trovato senza vita il 25 maggio scorso all'interno della sua Range Rover con una fascetta stretta attorno al collo. Come riporta l'ADN Cronos, sarà eseguita una perizia sul cellulare della vittima e su tutti gli altri suoi dispositivi elettronici. Incrociando i dati del telefono con il GPS dell'auto potrebbero infatti emergere delle indicazioni anche sui movimenti dell'architetto prima della sua morte. Secondo quanto risulta fino a questo momento, il marito della eurodeputata sarebbe arrivato in via Minutilla, la bretella dell'autostrada Palermo-Mazzara del Vallo, che si trova oltre la rotonda di via Ugo La Malfa alle 10:45. Qui si sarebbe fermato per circa 8-9 minuti per poi allontanarsi nuovamente e ritornare dopo una decina di minuti, questa volta però per restarci. Cosa è accaduto dopo le 11:08, quando avrebbe ricevuto l'ultima telefonata da un dipendente? Alle 11:15 lo avrebbe chiamato l'ex presidente della regione siciliana Cuffaro per alcuni lavori da eseguire, ma l'imprenditore non ha mai risposto e proprio in quei frangenti sarebbero scomparsi i dati dal cellulare che però potrebbe aver cancellato proprio Onorato prima di togliersi la vita. Parliamo sempre al condizionale. Alla luce degli elementi sino ad ora raccolti, gli inquirenti ipotizzano che Onorato si sia ucciso stringendosi attorno al collo una fascetta di plastica lunga circa 75 centimetri. Il perché ad oggi resta un mistero. Nel caso in cui si trattasse di un omicidio, ipotesi che per il momento sarebbe stata esclusa, sono altri gli interrogativi da porsi. È stato sedato? Gli è stata appuntata una pistola? Domande per ora senza risposta in attesa che arrivino i risultati degli esami del DNA sulla fascetta e dell'analisi tossicologica sul corpo dell'uomo. L'unica certezza scientifica sino ad ora è che sul corpo di Onorato non sono stati individuati segni di violenza. Nessuna ferita, nessun graffio, microlesioni o lesioni satellite. Gli inquirenti stanno cercando inoltre di accertare se in quegli istanti prima della morte qualcuno abbia raggiunto Onorato sull'auto, anche se fino ad ora sembra che l'architetto sia arrivato da solo e che nessuno sia salito sulla sua macchina. Anche in questo caso qui saranno gli esami a stabilirlo. Il punto del ritrovamento dell'auto è privo di telecamere, ma ce ne sono delle altre a diverse centinaia di metri di distanza e ricostruendo i movimenti delle auto in transito è emerso finora che Onorato fosse da solo. Operazione a Palermo della Guardia di Finanza, sequestrata una società. Arturo Cantella. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misura interdittiva e di sequestro preventivo emessa dal GIP di Termini Imerese su richiesta della Procura nei confronti di 2 uomini e 2 donne indagati a vario titolo per bancarotta fraudolenta documentale, patrimoniale, autoriciclaggio e riciclaggio.
Le indagini condotte dai militari del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo sono state avviate a seguito del fallimento della Green Energy System SRL, specializzata nell'installazione di impianti idraulici e di condizionamento. Avrebbero consentito di accertare che dopo il crack gli amministratori di diritto e di fatto avrebbero sottratto denaro al complesso aziendale della società in danno dell'erario e dei vari creditori. Secondo i finanzieri di Palermo sarebbe stato pianificato un costante prelievo di contante per svuotare le casse e sarebbe stata aperta una seconda società per proseguire l'attività con la stessa compagine, la governance, le stesse sedi legali operative e identici asset aziendali. Con questo schema sarebbe stato accumulato un passivo fallimentare allo Stato quantificato in oltre 230.000 euro. Per i 4 indagati il GIP ha disposto il divieto di esercitare attività di impresa per un anno, il sequestro preventivo di denaro per 404.000 euro e del complesso aziendale della neocostituita società Green High-Tech SRLS con sede legale a Bagheria. La DIA di Agrigento ha sequestrato un'abitazione. Vediamo di che si tratta. La direzione investigativa antimafia di Agrigento ha eseguito un decreto di sequestro di prevenzione emesso dal Tribunale di Palermo nei confronti di un soggetto della provincia di Agrigento già condannato in 2 distinti procedimenti penali, con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, omicidio e porto abusivo di armi, in ragione dei quali ha scontato una pena detentiva per complessivi anni 15. La vicenda si inquadrava in un contesto territoriale nell'ambito del quale erano state svolte indagini che avevano ricostruito gravi reati, anche omicidiari, connessi nella provincia di Agrigento dall'organizzazione mafiosa fino al 1999. Gli accertamenti patrimoniali eseguiti hanno dimostrato che il proposto, per un lungo periodo privo di fonti di reddito, aveva avuto la disponibilità di risorse finanziarie dirette del proprio nucleo familiare del tutto insufficienti anche solo per sostenere l'ordinario fabbisogno, incompatibile con le somme versate per l'acquisto dell'abitazione dove ancora oggi vive. Il sequestro ha interessato parte dell'immobile o locale di pertinenza occupato dal proposto. Attirare nuovi capitali con la finanza agevolata. Di questo si è discusso alla Camera di Commercio di Palermo. Sappiamo bene che il post pandemia ha lasciato tantissime piccole e micro aziende in condizioni finanziarie non ottimali e purtroppo hanno avuto un problema col merito creditizio. La finanza agevolata può servire appunto per dare a queste aziende una possibilità, un'enorme possibilità di ripresa e può servire a tutto un grande comparto che abbiamo soprattutto nella provincia di Palermo Enna, ma un po' in tutta la Sicilia, per trovare una nuova linfa, per avere una maggiore capacità produttiva o commerciale. Il sindacato come si può approcciare? Nel senso che oggi tutte le aziende che noi gestiamo in Italia hanno dei satelliti all'estero, dove ovviamente il compenso dei lavoratori è sicuramente inferiore e quindi si è creata una concorrenza brutta all'interno delle aziende che vogliono invece investire e rimanere in Italia, che sempre di più invece pensano che diventa impossibile, e ci affidiamo alla politica e soprattutto invitiamo tutta la politica, che siamo sotto le elezioni europee, che l'Italia deve essere competitiva e non deve essere massacrata dai paesi dell'est che hanno un costo del lavoro bassissimo. La finanza agevolata altro che non è una possibilità per le aziende di monetizzare emettendo quelli che sono i mini bond grazie al decreto sviluppo del 2013. Ovviamente la crisi che attanaglia la nostra Sicilia, la nostra regione, è evidente e nessuno può nasconderla. Quindi tutta la compagine sia politica che imprenditoriale si sta muovendo per utilizzare questi strumenti che renderebbero più agevole l'accesso al credito e quindi allo sviluppo imprenditoriale. Giuliano Amato, presidente emerito della Corte Costituzionale all'Università di Messina, per la presentazione di un libro. L'Aula Magna del Rettorato ha ospitato un seminario di studi in occasione della presentazione del volume di Storie di diritti e di democrazia, la Corte Costituzionale nella società,
Scritto a 4 mani dal professore Giuliano Amato, presidente emerito della Corte Costituzionale, e dalla professoressa Donatella Stasio, editorialista della Stampa. Il libro racconta l'intenso viaggio negli anni dell'apertura della Corte Costituzionale alla società civile, per far conoscere tra i giovani, nelle carceri, nelle piazze e non solo, un'istituzione che ha cambiato l'Italia. Un cambio di passo divenuto necessario per il Paese in un'epoca di regressioni democratiche, che in Europa e nel mondo continuano a minare lo Stato di diritto proprio con un attacco alle Corti. I lavori sono stati inaugurati alla presenza degli autori, dei saluti istituzionali della rettrice, professoressa Giovanna Spatari, e del direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, il professore Alessio Lo Giudice. È una cosa sacrosanta, devo dire, che la Corte ha sempre saputo, ma che ha cominciato a praticare con maggiore lucidità e maggiore consapevolezza soltanto negli ultimi anni. Direi da quando era presidente Paolo Grossi in là, e a questa esperienza si riferisce il libro, su una premessa che per ragioni che non so, pochi in Italia sapevano, forse ancora sanno che cos'è e cosa fa la Corte Costituzionale, che pure incide sulla vita degli italiani in modo diretto su problemi a volte cruciali. E gli italiani vedono che la loro vita per quello è cambiata e magari non sanno che la fonte del cambiamento è stato non il governo, non il Parlamento, non loro stessi, ma la Corte. È importante che lo sappiano, è importante che si rendano conto del ruolo delle istituzioni di garanzia di cui la Corte è forse l'espressione più piena, anche perché non è assolutamente altro. E in questo senso, perciò, l'attività di comunicazione è un'attività importante, ma si è rivelata un'attività importante anche per consentire alla Corte e a chi ne fa parte di conoscere meglio la realtà degli italiani sui quali la Corte stessa incide. Di qui il viaggio nelle scuole, di qui il viaggio nelle carceri, di qui i contatti in vario modo che si cerca di costruire e che vedo ora, e mi fa piacere, stanno continuando. Sì, siamo onorati di accogliere oggi presso l'Aula Magna un evento organizzato dai colleghi della Cattedra di Costituzionale, i professori Saita, D'Andrea e D'Amico, e di accogliere ospiti di grande rilievo, il professore Giuliano Amato, che ha segnato la politica italiana e è anche noto per le sue grandi competenze giuridiche, e la dottoressa Stasio, editorialista della Stampa. È per noi un evento di particolare rilevanza la presentazione del loro libro, che affronterà il ruolo che la Costituzione italiana ha nella società. E restiamo a Messina, Festival Taubook, conclusa la 2 giorni di masterclass. Nell'ambito del Festival di Taubook si è conclusa la 2 giorni delle 2 masterclass organizzate dall'Università di Messina in Accademia Peloritana dei Pericolanti. Entrambi gli appuntamenti hanno esplorato le trame dei libri. A questo serve un corpo di Roberta Scorranese, collegata da remoto, e il Visconte cibernetico di Massimo Sideri, e gli studenti di Unime hanno avuto la possibilità di interagire con gli scrittori sui temi dell'uso del corpo femminile nell'arte e poi dell'innovazione e dell'intelligenza artificiale, a partire dal pensiero di Italo Calvino. A guidarli in questi 2 giorni sono stati i docenti dell'Ateneo Peloritano, i professori Milena Meo, Fabio Rossi ed Emanuele La Rosa. A questo serve un corpo mette al centro della sua riflessione il corpo femminile e le rappresentazioni che ne hanno fatto i massimi artisti di tutti i tempi. Dove è importante mantenere sempre vivo questo rapporto, perché il festival viene fatto per gli studenti, poi viene fatto per i giovani, e mi preme anche dire che si rinnova anche il rapporto con l'università durante le giornate di Taubook. Sarà un'intera giornata di programmazione dedicata all'Ateneo che si tiene
sabato 22 giugno, che avrà ad oggetto la scienza medica, la medicina del futuro, e poi ci saranno sempre i nostri stage e i nostri workshop, i nostri masterclass per gli studenti che vogliono affacciarsi al festival e magari imparare una professione per le tante professionali. L'iniziativa delle 2 masterclass si inquadra nel più ampio progetto di collaborazione con Talbook, con la dottoressa Ferrara, che vede la nostra università con un ruolo fortemente attivo nelle iniziative culturali. Vede presenti i nostri studenti sia nell'ambito di attività di tirocinio che anche in eventi appunto come le masterclass che hanno visto la presenza di 2 importanti autori qui all'Università di Messina, Roberta Scorrenese e Massimo Sideri, che hanno discusso con i nostri studenti i loro recenti libri. Sono stati momenti di approfondimento culturale importante perché i nostri giovani, con la guida dei professori Milena Meo, Fabio Rossi ed Emanuele La Rosa, hanno approfondito prima i contenuti dei libri e quindi poi sono stati nelle condizioni di dibattere con consapevolezza con gli autori. Linea alla regia per la pausa pubblicitaria. Torniamo tra poco. Nuova attività commerciale a Raffadali. Il sindaco Silvio Cuffaro. Raffadali è una città viva, è una città che vuole scommettere su se stesso, è una città che ha deciso da sola di lottare contro lo spopolamento. I nostri giovani devono rimanere nella nostra comunità e grazie agli imprenditori che hanno deciso di scommettere e di scommetterci stiamo cercando di farcela. È una delle poche comunità che sta vivendo meno lo spopolamento che molte altre comunità stanno vivendo, e di questo bisogna ringraziare tutti coloro che permettono ai nostri giovani di non andare fuori. I giovani devono decidere, ed è un cambio culturale che stiamo cercando e forse per un po' ci siamo riusciti, quello di andare alla ricerca del posto pubblico, di andare a fare bella al nord per meno di 1.100 euro, non potendo pagare neanche l'affitto. Devono rimanere qui, devono cercare a fare dei corsi per riprendere i vecchi mestieri, perché non abbiamo molto bisogno di giovani che fanno i meccanici, gli idraulici, i falegnami, i fabbri e quant'altro. È necessario rivivere di nuovo e di andare a riscoprire i vecchi mestieri. Il 4 giugno 1994 moriva Massimo Troisi, 30 anni dalla sua tragica scomparsa e dall'indimenticabile film Il Postino, girato per lo più a Salina e candidato a 5 premi Oscar, di cui uno vinto per la colonna sonora. Si scaldano i motori per l'edizione di Mare Festival Salina Premio Troisi, il festival organizzato dai giornalisti messinesi Massimiliano Cavaleri e Patrizia Casale. Giovedì 13 giugno porto Capo d'Orlando Marina alla serata preview in questo fantastico scenario che ci porterà idealmente in quello che sarà il nostro Mare Festival. Quest'anno la grande novità è la serata qui al porto di Capo d'Orlando Marina con i nostri fantastici ospiti. E poi, come sempre, sarà il mare, questa trade union che ci porterà a Salina, quest'anno anche con tanta attenzione per la musica, quella siciliana d'autore con Mario Incudine e poi un altro grande siciliano che abbiamo apprezzato anche in tutto il mondo, Alberto Urso. 2 immagini diverse di musica, ma sicuramente tanto spettacolo per un'isola che è già sold out, con tanti ospiti che verranno come di consueto a vivere con noi la grande atmosfera di Mare Festival. Un anno particolarmente importante perché sono i 30 anni del Postino, girato prevalentemente a Salina. Mare Grazia sarà con noi alla 13ª edizione di Mare Festival Premio Troisi, anche con il suo ultimo film, Gli agnelli possono pascolare in pace, e con il produttore Corrado Azzolini, a cui daremo proprio il Premio Troisi. E poi tantissimi grandi nomi del cinema. Francesco Pannofino, una delle voci più rappresentative e più autorevoli del grande schermo, è entrato nella storia del cinema dando anima e corpo ai personaggi indimenticabili che ha interpretato sia come attore che come doppiatore. Carla Signoris, una delle attrici più eleganti, raffinate della nostra commedia italiana. Francesca Einaudi, volto giovane ma già con una brillante carriera, ha interpretato ruoli diversissimi, apprezzata in Italia e anche all'estero. Sergio Friscia, un'esplosione di allegria, attore, conduttore radiofonico e televisivo, amatissimo in programmi popolari come I Fatti Vostri e Striscia Notizie, apprezzato anche al cinema e al teatro. E poi Alessio Boni, un numero 1 del teatro
italiano ma anche del cinema. Ha incominciato i suoi successi con La meglio gioventù, protagonista diretto da Marco Tullio Giordane. Uccio De Santis, comico dalla irresistibile bravura, poi Barbara Boucher. Sport, basket, ascoltiamo il coach della Fortitudo, Damiano Pilot, in conferenza stampa al termine della partita con il Latina. L'ultima trasferta della stagione si chiude con una vittoria. La Fortitudo Agrigento batte Latina per 77-81. Domenica prossima nuovo appuntamento al Pala Moncada alle 18 per l'ultima partita di campionato contro il Chiusi. Sentiamo ora il commento a fine partita del coach Damiano Pilot. Ma dico che sono contento perché abbiamo giocato ormai è la terza partita da quando è arrivato il verdetto della retrocessione e io ho chiesto ai ragazzi di continuare a onorare il campionato come ha fatto Latina fino ad oggi e quindi ero abbastanza convinto che oggi sarebbe venuta fuori una partita fra due squadre che se la volevano giocare, che si sono affrontate a viso aperto, è chiaro con un livello neanche di intensità, perché l'intensità c'è stata, però di magari presenza mentale in alcuni momenti della partita un po' leggero, però è normale che sia così, però comunque ci siamo scontrati ad armi pari, abbiamo dato spazio ai ragazzi giovani che durante l'anno ne hanno avuto meno e sono contento comunque del successo perché in questa seconda fase, adesso non mi ricordo precisamente il conto, ma ne abbiamo vinte parecchie, ci fa venire un pochino di rimpianti, è chiaro, però quello che ci è stato chiesto è di onorare con dignità il campionato e penso che anche stasera l'abbiamo fatto. Ed è tutto, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.